Ma io direi che ha del ridicolo, no? Cioè, l'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire ai cittadini che se vengono aggrediti questi possono difendersi, senza trovarsi magari il cittadino sul banco degli imputati e l'aggressore anche come martire. Drastico il commento del governatore del Veneto per la legge sulla legittima difesa, un provvedimento che alla fine risulta più deleterio che utile. La verità è che non accade ancora questo, la verità è che esce una legge dal Parlamento, dalla Camera in questo caso, che prevede cosa? Prevede che tu devi guardare l'orologio per capire se puoi dare uno spintone al ladro oppure no. Direi ridicolo e non è assolutamente quello che noi cittadini vogliamo. Per il governatore Zaia, ora che la legge verrà votata dal Senato, dovrà avere sostanziali modifiche. Scrivano 2 righe, se qualcuno ti entra in casa, in ufficio, in negozio e ti aggredisce, tu puoi difenderti e se c'è un processo da fare va fatto a quello che ti voleva aggredire e non a te che sei padrone di casa o sei padrone di quell'azienda. A me sembra semplicissimo. Poi posso dire una cosa, a questo punto avremo i ladri che guarderanno l'orologio, faranno in modo di non andare di notte, andranno di giorno. Poi posso anche confermare, dai dati lo sappiamo tutti, che i ladri lavorano tutte le ore. Nel frattempo è corsa ai cittadini nelle armerie, un segnale tutt'altro che positivo. Se ci fosse la certezza della pena, l'inasprimento della pena, la legittima difesa riconosciuta e soprattutto dessimo la possibilità alle forze dell'ordine di fare il loro lavoro e non di mettere sul banco degli imputati ogni volta il poliziotto e il carabiniere perché da uno strattone, uno spintone usa il manganello, può star tranquillo che le armerie non lavorerebbero più. Una legge che non piace nemmeno all'ex premier e ora segretario nazionale del PD Matteo Renzi, una posizione che il governatore Zaia commenta così. Tutti possono cavalcare tutto, però c'è chi ha la responsabilità di fare le leggi, ovvero Renzi e la sua maggioranza, che le fa la legittima difesa ad orario, e chi invece invoca una legittima difesa, come accade in altri paesi, ad esempio in Svizzera, in maniera proprio pulita e lineare. Se tu entri a casa mia, mi aggredisci, io mi difendo e il processo non lo fanno a me, ma lo fanno a te.